Take your marks. E allora siamo in acqua con la prima serie, 200 dorso al maschile, miglior tempo di iscrizione in quarta corsia, Christopher Ellis Richard, classe 1987, 1,58 e 31 il suo tempo di iscrizione, ed è proprio lui che va a prendersi il passaggio ai primi 50 metri di gara, 28 e 75 davanti a Zurdoki, che ritroviamo dopo i 400 stile libero, 30 e 08 per lui. Longhin alla terza posizione dopo la prima vasca di gara, 30 e 61. Ricordo naturalmente a tutti gli atleti che devono essere premiati di presentarsi in zona premiazione al termine della gara. Adesso in acqua effettueremo le premiazioni della gara dei 200 dorso. Passaggio intanto a metà gara, sempre Ellis Richard al comando con 60 e 71 il suo passaggio a metà gara davanti a Zurdoki, 1:02:08. Vediamo i passaggi degli ultimi 50 metri, 31:96 per Ellis, 32:00 per Zurdoki in seconda posizione, e ci avviciniamo alla virata dei 150 metri. Tanto Gabriele Crosato, che ha nuotato in quinta corsia nella serie 2, è stato squalificato per nuotata irregolare. Intanto Ellis 32 e 60, Zurdoki 33 e 15, in terza posizione ancora Longhin dalla sesta corsia, ma andiamo a concentrarci sull'epilogo e soprattutto sulla quarta corsia di Richard Christopher Ellis, che va a prendersi la vittoria dei 200 dorso, 2:5.40 davanti a Zurdoki, 2:8.64, e per la terza posizione sale Paolo Fava dalla quinta corsia per l'Hydros con il tempo di 2:10:40.